ti dispiace se tengo gli occhiali? Mi fa male solo. No, non mi dispiace. No, Noi siamo in un posto talmente bello che ti accetto anche con gli occhiali da sole. Sì, no, veramente questa pergola a me è piaciuta. Pergola. È quello di cui abbiamo parlato, cioè una poesia e delle scritture come quelle degli armeni che poi muoiono tutti, questo connubio fra la vitalità e il sangue è stupendo. E anche tra il fatto che l'uva, in armeno si dice charov, come sai. Sì, lo so. È Ma la una delle pace? poche parole che so bene. Ma la pace si dice chararutun, quindi è molto simile di parola. Charor e charar. E credo che tra lo Spirito Santo ci siano molte cose affini. Sì, quello che è impressionante è effettivamente la non somiglianza, ma parentela dei paesaggi, parentela. Sì, anche Perché i paesaggi armeni sono molto più alti come... Sì, ma lo spirito in che è simile all'edera, non vuole mollare. E guarda questo festival. Io incontro qui una persona che cercavo e che non ero riuscita a incontrare altrove. Bravi a raccogliere anche e a essere capaci di mettere insieme tante voci diverse. Da quello che ho visto del programma, da quello che abbiamo sentito, mi pare che sia una... E se io fossi italiana? Soprattutto una Macedonia che è ben riuscita. Veramente molto fiera. Di che? Della Sardegna o di questo festival? Tutte e due le cose, perché vuol dire che la cultura è rigogliosa. Mm-hmm. Quando è legata alla sua identità. E quello che io amo moltissimo della Sardegna, quel poco che ho visto, è di questa caudande di sos poetas, giusto? È questo connubio tra l'essere chi si è, con gioia, e anche con... E trovarsi un pubblico che ha reagito molto molto bene. E in effetti quando un incontro va bene è perché tu hai di fronte della gente che ti rende energia, no? E allora in poco più di un'ora riesci veramente a comunicare. Poi ma è anche radicata nella realtà quello che sto dicendo, perché se uno non è conscio di chi è e anche contento del fatto di essere chi è, non riesce mai a fare niente. La Sardegna è una bella realtà e che Dio le dia lunga vita.